Buono il palo? Buono! Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo sui Colli Iberici, per la precisione a Castegnero. Siamo sulla parte più orientale dei Colli Iberici, quella che viene chiamata la Riviera Berica, e da qui parte un percorso molto bello e molto interessante, il Sentiero del Monte delle Rose. Si tratta di uno dei percorsi più belli che ci sono da queste parti. È un percorso ad anello ed è lungo circa 9 km. Questa dietro di me è la chiesa di Castegnero e volendo si poteva partire anche da qui. Il sentiero porta il numero 1 e prevede anche diverse varianti. Dopo aver percorso circa 200 metri di strada asfaltata lungo via Villavecchia, arriviamo all'inizio vero e proprio dell'anello. Noi continuiamo dritti da quella parte lì e torneremo invece da questa parte qui. Il cartello indica variante del sentiero 1, in realtà si tratta del percorso principale. Arrivati a questo capitello, lasciamo via Villavecchia che si trasforma in via Castellaro, entriamo a sinistra per via Fontecchio, continuando a seguire ci sono lì le indicazioni per la variante del sentiero 1. Arrivati qui c'è un altro bivio, andando a sinistra si va all'antica Pieve di Nanto che non ci interessa per oggi, proseguiamo dritti lasciando via Fontecchio ed adesso inizia la parte sentieristica del percorso. Arrivati a questo bivio si può proseguire sia da quella parte a sinistra sia a destra da quest'altra. Noi però vogliamo vedere una delle attrazioni di questo percorso, e cioè il covolo murato, e allora andiamo su a destra, i percorsi sopra si ricongiungono. Arrivati qui fate riferimento a questo parapetto .
Siamo arrivati al covolo murato. I covoli sono molto frequenti da queste parti nei Colli Iberici e si tratta di grotte naturali dentro le quali qualcuno si rifugiava. Questo ha una particolarità praticamente unica, e cioè centinaia di anni fa è stato eretto un muro per proteggere appunto chi si riparava qui. Tra l'altro, poco più avanti, questa zona è utilizzata come palestra naturale di arrampicata sportiva. Se si osserva in alto si vedono anche gli spit. Se siete interessati a visitare altri covoli, una possibilità è quella di fare il sentiero di San Bernardino, che non è distante da qua e che noi abbiamo percorso alcuni mesi fa. Siamo arrivati all'ennesimo bivio di questo percorso. Andando a destra si fa il sentiero numero 1, ma anche andando a sinistra questa viene considerata una variante, che però è più interessante perché passa per uno storico oratorio e quindi noi andiamo da quella parte. Questo oratorio è situato in un punto eccezionalmente panoramico. Infatti, dietro di me, peccato per la foschia, ma si vedono i Colli Euganei. Crolla tutto. Siamo arrivati ad un caseificio e qui andiamo a destra, continuando a seguire la variante del sentiero numero 1. Buono il palo? Buono!
Siamo arrivati a un nuovo bivio. Qui smettiamo di seguire il cartello che segna la variante del sentiero 1, che tornerebbe indietro un po' prima dell'oratorio Sermondi, e invece cominciamo a seguire il numero 1 vero e proprio, che è indicato verso Lumignano. Bene, siamo arrivati a un altro bivio e qui bisogna fare estrema attenzione, perché se si prosegue dritti si può essere ingannati dal fatto che poco più avanti è visibile un segnavia biancorosso, ma si riferisce a un altro percorso, non al numero 1. Bisogna scendere giù a sinistra da questa parte anche se non ci sono indicazioni in merito. Abbiamo appena attraversato via Castellaro e qui le indicazioni per fortuna sono piuttosto evidenti. Eccoci qui, ennesimo bivio mal segnalato, perché qui viene messo il sentiero numero 5, che non è il nostro, e il sentiero numero 1 in direzione opposta alla nostra. Esattamente di fronte c'è un segnavia numero 1, che si presume che faccia salire da quella parte, ma il percorso invece che facciamo noi, che qualcuno considera come una variante, è quello che prosegue dritto giù per quello più largo. Siamo arrivati al cimitero di Lumignano. Adesso ci sono diversi percorsi. Noi dobbiamo prendere questo qui, che è quello più a sinistra, c'è uno sbiadito segnavia qui in basso, altrimenti questo qui, che è quello di mezzo, è il numero 8 che taglia più in alto e non ci interessa. Comunque anche qui non ci sono segnalazioni in merito. Poco più avanti del bivio di prima del cimitero, qui è perfettamente segnalato, l'uno sia in una direzione che nell'altra. Infatti noi non continuiamo da quella parte, ma scendiamo giù da questa parte qui. Siamo ormai a pochi passi dal chiudere l'anello che abbiamo iniziato questa mattina. Arrivati fuori da questa straducola si scende a sinistra e si torna comodamente al punto di partenza. Il percorso è stato veramente molto bello, estremamente interessante sia dal punto di vista paesaggistico che storico. Purtroppo però in troppi bivi e in troppi punti critici mancano completamente le segnalazioni. Non solo, ma non è assolutamente chiaro se spesso si sta seguendo il sentiero numero 1 o una delle sue varianti. E questo è un vero peccato, perché in alcuni punti è segnalato perfettamente il percorso con dei segnavia nuovi, fatti molto bene, e quindi ci si chiede perché non sia stato fatto dappertutto questo, in modo da togliere ogni incertezza a chi tenta di fare questo percorso. Quindi riteniamo opportuno portarsi dietro una traccia GPX in modo, come abbiamo fatto noi, da seguire correttamente il percorso.
Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione l'utilissima traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.